Partecipare al premio Trinachia è stato molto bello. Appena ho visto il bando, che peraltro mi è stato dato da un amico, ho pensato, amando tantissimo la Sicilia e avendo vissuto alcune esperienze, di partecipare. Ho sentito quella sacra fiamma che mi induceva a partecipare al concorso perché è da sempre legata all'isola. Io fin da bambina desideravo addirittura trasferirmi in Sicilia, che è alla fine come dico io, una rappresentazione della Grecia, qui in Italia, direi che l'isola magno-greca per eccellenza. Inoltre ho vissuto varie esperienze, tra cui quella nel 2015, grazie al Taormina Opera Stars del maestro Enrico Stinchelli, per cui ho voluto partecipare a questo concorso per mettere nero su bianco le sensazioni vissute in ciascun viaggio. Non dimentichiamo quello del 2022, che ho fatto con l'Unione Italiana Cechi di Basilicata a Catania, e a Catania mi sento particolarmente legata grazie alla figura di Vincenzo Bellini, del quale ho visitato recentemente anche il bellissimo museo, che adesso è dotato di una parte multimediale, il secondo piano, e ricordo di averne ripercorso la bellezza toccando la statua, la riproduzione tattile della statua bronzea presente in teatro. Nel polo tattile museale, per cui ne ho ripercorso l'altezza, il cappotto drappeggiato che gli scendeva lungo il corpo, questo viso perfetto, scolpito. Poi ecco il sole, il calore umano, oltre alla musica, l'autenticità dei siciliani, la bellezza del paesaggio, l'avvertire sulla propria pelle un'atmosfera particolare che solo in Sicilia si prova. E per cui ho voluto, anche per omaggiare al meglio l'isola e per ringraziarla, partecipare a questo concorso, in qualche modo ricordando, in un lungo viaggio, in una reminiscenza, ecco, tutte le mie esperienze. Partecipare al premio è stato indimenticabile, perché mi sono sentita valorizzata, e soprattutto quello che mi ha emozionata è stata la consapevolezza di essere riuscita a rendere omaggio alla Sicilia e alla città di Catania tramite le parole soprattutto le sue parole, ma anche di alcuni membri della giuria, tra cui una in particolare, la quale ha letto la motivazione del premio. Io sono arrivata appunto seconda nella sezione diari di viaggio in lingua italiana. Avevo raggiunto il mio obiettivo, che era proprio quello di non certo di farmi bella, ma di rendere omaggio all'isola, quindi sentire la gratitudine e l'affetto, la riconoscenza dei siciliani, che hanno letto il mio racconto e si sono emozionati. Insomma, è stata un'emozione che non si scorda facilmente. Proprio perché, non essendo siciliana, evidentemente ho potuto cogliere dell'isola la più profonda essenza, quindi ho anche fatto questo tipo di riflessione, cioè che l'averlo colto da parte dei siciliani doveva essere per me un motivo di grande soddisfazione. Inoltre ho potuto immergermi nel lavoro di tanti altri colleghi, tra poesie, racconti, autobiografie, scorci di vita vissuta, come la Sicilia viene vissuta da ciascuno di noi, con sfumature diverse ma con un comune denominatore, cioè il fatto che la Sicilia evidentemente abbia il potere di stregare il visitatore, di ammaliarlo. È stata una sensazione molto piacevole e una conferma. Beh, adesso la Sicilia non ha bisogno di conferme, però è stato nel nome della condivisione ho potuto capire quanto effettivamente
sia, evidentemente un'isola magica, perché ha il potere di ammaliare tutti, per ragioni diverse. Io, sono stata sicuramente, affascinata prevalentemente dalla musica e quindi il legame con Bellini l'ho vissuto in maniera, particolare, soprattutto in Duomo, a Sant'Agata. Qualcun altro sarà stato, sicuramente, ehm, colpito anche da contatti umani, vissuti e incontrati. E quindi quel pomeriggio è stato per me fonte di emozione, di condivisione, di sentimenti. Peraltro, vissuti mi piace ricordare con amici, tra cui una Annalisa Tavasci, una bravissima guida della città di Catania, del Museo Belliniano, mi aveva fatto la guida al museo, ancora prima all'interno del Teatro Bellini. E sono quelle soddisfazioni che ho voluto vivere insieme a Norma, la mia amica e lettrice, vissute e condivise con persone che in quel momento io volevo al mio fianco e le ho avute. Poi ho conosciuto tante altre persone che spero di portare con me. Quindi la Sicilia che cos'è? È un dono spirituale, umano, un dono che si esplica in tantissime sfumature. Per cui per me è stata una soddisfazione personale. Peraltro ricordo la targa in pietra lavica assolutamente tattile, che mi ha fatto ricordare la visita sull'Etna che ho fatta nel lontano 2015 e che però ancora è rimasta impressa dentro di me e che spero di poter ripetere. Certamente il mio rapporto simbiotico, le mie esperienze con la Sicilia non sono finite qui, perché ogni viaggio è diverso dall'altro e consideriamo che io della Sicilia non ho visto ancora tantissime altre realtà. Palermo, Agrigento, la Valle dei Templi, so che ovunque si vada si scoprono angoli di paradiso, quindi sicuramente è un richiamo che si reitera nel tempo e che invoglia a tornare. Volevo semplicemente dire che era anche un'esperienza di crescita, perché questo è un concorso che non va vissuto nella propria individualità, questo lo sottolineo, perché è vero, è un concorso, si potrebbe pensare che è una competizione, si partecipa per vincere, no, si partecipa per condividere anche altro, cioè anche tutto quello che i colleghi ti possono dare, ciascuno dona una propria parte, una propria interiorità. Quindi direi che se dovessi definire il premio Trinachia, lo definirei come non solo un dono, ma anche una risorsa umana e un momento di crescita.